Una cacchiezza, papagnola, portavi mustezza. Quando c'erano i traina cacchiezza, papagnola, portavi mustezza. Froffolata. Quando c'erano i traina cacchiezza, papagnola, portavi mustezza. Una mustezza di fraffolata, papagnolo portava un pezzato. Papagnolo satta freddizza, i pigliava non tromolizza, che somma era tutta una pizza, assattata o solo a stupizza. Papagnolo tunna tunna, satta all'erba di cotugna, satta all'erba di cerosa. Papagnolo madendo pasa, papagnolo tunna tunna, satta all'erba di cotugna, satta all'erba di cerosa. Papagnolo madendo pasa, satta all'erba di coca. Papagnolo un menino si gioca. E non per niente oggi è buongiorno, anzi la prima cosa da dire è buongiorno e buon 2 ottobre, nonché oggi è Sant'Angelo. Auguri a tutti gli angeli che stanno sulla terra, oltre a quelli che si chiamano Angela, Angelo, ma ci sono tantissimi angeli, tantissimi, mi dà come fuscus alto, capite come fuscus alto. E nonché oggi, oltre a essere Sant'Angelo, oggi è la festa dei nonni. Oggi voi sapete che i nonni, oggi voi dovete sapere che i nonni sono di un'importanza unica, ma unica. Io vedo che faccio il collaboratore scolastico e vedo quando i nonni vengono a accompagnare i propri nipoti e so come stanno sostituendo i genitori, purtroppo, perché chi deve andare a lavorare, dove lavorano tutti e due, marito e moglie, purtroppo se non ci sono i nonni che li vanno a accompagnare, che vanno a pagare la bolletta della luce, i nonni sono diventati fondamentali. Oggi sulla Gazzetta del Mezzogiorno c'è anche una bella poesia di Enzo Delvi, che io li faccio veramente ogni tanto va via la connessione. E dicevo, Enzo Delvi ha scritto una bellissima poesia che io gli faccio innanzitutto i complimenti, perché Enzo sul paroliere non c'è niente da dire, anzi è un grande, perché ha scritto delle poesie bellissime, anche delle situazioni tipo quella di Barletta, e parla dei nonni, e veramente andatela a leggerla, perché è veramente bella, ma veramente bella. E niente, oggi 2 ottobre, Sant'Angela, domani ricorrerà il 3 ottobre, ogni tanto va via, Guardate qua, l'hanno già ripulita, ma non serve solo ripulirla, ragazzi, non serve solo ripulirla. Qui siamo vicino all'ospedale vecchio, dove hanno fatto sì che hanno tolto le panchine per non farli sedere più. Ma io voglio capire, bisogna togliere le comodità ai nostri cittadini, o anche i cittadini extracomunitari che si comportano bene. Io non lo so, bisogna veramente prendere e pizzicare chi rompe la testa, chi rompe la quiete, chi rompe tutto. Non si fa così, non si fa.
E allora voglio ascoltare un'altra canzone. Voglio ascoltare un'altra canzone che parla dei nonni. Ciao Pasquale, buongiorno. Ninna no. Questa canzone gliela dedico a tutte le nonne, a tutte le nonne del mondo. Aspettate che la devo trovare, perché sta qua, di stare qua, sta qua. Eccola qua. Bellissima, ragazzi, questa la dedico a tutte le nonne del mondo, non solo di Barletta. Amen de mammè. Sì, sono in ritardo, non fa niente, ma io li recupero dopo. Sta vecchia novantenne, currava tutti bene, a forza andato ave. E se cresciava tre vicce negrette e gli altri gaddeine. E chi ne volta travi in da secca, dove che si cade, tra quette pastezze. E c'è l'amore, tornavi in lavoro, da fuori da casa, tornavi in cerosa. E c'è l'amore, tornavi da fuori da casa, tornavi in cerosa. A me da mammè se la narro corde la sopa brucialicchia sta vecchia che dopo. Cioè, ragazzi, io non parlo, io spero che domani si ricordano che domani è il 3 ottobre, io spero che si ricordano che domani è il 3 ottobre. Vedete che schifo di... Cioè, non è un posto che può stare così, dove sono morte 5 persone, 5 sorelle. Non può stare così, ma non perché domani ci vogliamo lavare la faccia, che domani lo vogliamo a pulire. È veramente vergognoso, è veramente vergognoso, è veramente vergognoso. Una ferita nel cuore della città, uno squillo nel cuore di chi non dimentica. Io sono convinto che domani non ci sarà niente perché non ci stiamo muovendo noi. Questa è la verità. E io l'ho fatto apposta, io voglio vedere proprio dove arriva la Barletta. Io non sto alzando nessun polverone, anzi sto sbagliando a parlare ora, perché volevo parlarci io domani. Domani volevo parlarci io. Ma anche se sistemano queste cose, non è giusto lasciarlo abbandonato così. Questa. Fate qualcosa, fate un giardino, fate qualsiasi cosa, ma non tenetela guerra, che sono passati già dal 2011, sono già passati 8 anni, Allora, questi qua secondo me vogliono che dobbiamo dimenticare, e non è giusto, Via degli Orti, ragazzi, perché di là non si può girare più. Che bella sta canzone. E allora ragazzi, buongiorno, buon Sant'Angelo e soprattutto auguri a tutti i nonni del mondo. Auguri. E tutta strada chianciava da nord, la strada di fuori pigliava sto fiore. E te pensare la strada da sora,
la seggiava che mancavano a noi, e tutti stari in la strada da sole, chianciavano a noi, e tutti stari in la strada da sole, la seggiava che mancavano a noi, e tutti stari in la strada da sole. E allora salutiamo tutti i nostri amici che state sempre, la comitiva, la nostra comitiva, Michele Di Bari, la Vicky, il Donato, tantissimi amici, tantissimi, come sempre, grazie di vero cuore, ragazzi, è bello ritrovarci almeno la mattina e salutarci come Sabino Di Cataldo. Io poi, ragazzi, non è perché non me ne volete, perché devo vedere, devo scrivere, poi c'è il sole che mi abbaglia e non riesco neanche a leggere. Comunque a tutti gli amici che avete scritto, grazie, buongiorno, vi voglio bene a tutti quanti, ma neanche uno cioè a nessuno escluso, a tutti buongiorno e grazie ancora. Io vi auguro una bellissima giornata, una buonissima giornata. Do post mood understand. A come ma fe. Vediamo se sta qua qualcosa. Non c'è niente. Vediamo se sta di qua. Ecco qua. Se sta qua ce la facciamo, sì. Aspetta, c'è un altro avanti che è più comodo. Ecco qua. Buona giornata a tutti, Barlette a Vest, ciao, grazie.